Buongiorno Sindaco e ben trovato. Il suo mandato è in scadenza ed è tempo di bilanci. Certo. Che tipo di bilancio lei può fare? Credo che facendo un esame di quanto avevamo promesso 5 anni fa, credo che quello che avevamo messo in programma è stato fatto, anzi in alcuni casi siamo andati oltre, alcune cose non erano previste come la rotonda in centro paese che partirà in questi giorni, come l'acquisto di un nuovo autocarro per il comune, oltre ad altre opere, mentre tutto quello che avevamo promesso è stato realizzato e questo ci conforta di aver rispettato quanto avevamo promesso ai cittadini di Palù. Entriamo nel dettaglio degli interventi perché le rotonde sono opere fondamentali per la viabilità e la sua amministrazione ne prevede 2. Certamente, si tratta in realtà di una rotonda e di una semirotonda. Queste vengono fatte sulla strada provinciale, in centro paese al posto dei vecchi ormai obsoleti semafori che di fatto rallentano il traffico in maniera imperfetta ma causano però rumori oltre che danno ambientale perché le macchine in sosta con i gas di scarico e quant'altro. Ecco, lì viene posta una nuova rotonda, il cui in parte è cofinanziata dalla provincia per il 50%, il resto con un fondo comunale. Mentre la semirotonda, posta in prossimità dell'intersezione con Via Legnago, viene totalmente finanziata dalla provincia e questa permette di rallentare la velocità delle macchine sia in entrata dal paese che in uscita. Infatti in quel luogo negli scorsi anni abbiamo assistito purtroppo a più di qualche incidente e quindi dovevamo assolutamente trovare una soluzione per rallentare il traffico e crediamo che con questa opera deve risolvere il problema. Oltre al tema della viabilità ci sono altre questioni che riguardano la collettività, come ad esempio l'edilizia scolastica e la cultura. Come si è mossa la sua amministrazione? Uno degli impegni che avevamo presi all'inizio del mandato era quello di costituire una biblioteca comunale. Per far questo occorreva una location adatta e l'abbiamo trovata nel centro culturale che abbiamo ultimato nel 2017 e abbiamo inaugurato la presenza del Vescovo di Verona, Monsignor Zenti. In quel contenitore, oltre a un'aula centrale che viene adibita a manifestazioni di vario tipo, convegni e quant'altro, ci sono anche 2 aulette laterali. Una più piccola è stata data in concessione d'uso all'Avis, oltre che al Tribunale del Malato, l'altra, quella più importante, invece è stata adibita a biblioteca. La sala è stata arredata, abbiamo sotto tutti i punti di vista scaffali, libri, scrivanie e è stato, come amministrazione abbiamo fatto un apposito regolamento per poter regolamentare l'uso della biblioteca stessa, nonché l'affidamento a un apposito comitato. Un comitato di cittadini si è costituito autonomamente e questo ringrazio queste persone che hanno dato la loro disponibilità e appunto abbiamo fatto un accordo in cui abbiamo affidato a questo comitato la gestione della biblioteca. La biblioteca di fatto è pronta, deve solo essere aperta al pubblico, il comitato chiamato a gestirla chiaramente deve anche risponderne del suo operato e allora ha preferito procrastinare l'apertura quando le condizioni legate alla pandemia del Covid saranno più tranquille, perché obiettivamente quest'anno questa pandemia ci ha condizionato tutti in maniera molto preoccupante. Una volta inaugurata la biblioteca sarà inoltre inserita nel circuito delle biblioteche provinciali, in tal modo anche un piccolo comune come Palù potrà avere a disposizione contenuti, libri e quant'altro di tutto il circuito delle biblioteche provinciali. Abbiamo già recepito, c'è una curiosità importante da parte soprattutto dei giovani ma anche dei meno giovani di poter usufruire di questo importante contenitore. L'altro aspetto che forse è la cosa principale, il segno distintivo di questa amministrazione è sicuramente il polo scolastico. Era un impegno che ci eravamo presi in campagna elettorale. Palù attualmente ha 2 edifici obsoleti, la scuola materna che ha più di 100 anni e la scuola primaria che comunque è delineata dopoguerra. Chiaramente sono edifici oramai superati sia come concezione che come manutenzione, sono costosissimi sotto questo punto di vista. Ci siamo impegnati a fondo su questo aspetto e grazie a un stanziamento statale del MIUR del 2017, di cui noi siamo riusciti a far parte, abbiamo avuto questo finanziamento di 2 milioni di euro. Questo ci permette di costituire il nuovo polo scolastico
che appunto raggrupperà in sé nido, materna e primaria. Il vantaggio di questa struttura chiaramente sarà tutta un singolo piano, quindi vengono eliminate tutte le barriere architettoniche. E un altro vantaggio importante legato all'ambiente: l'edificio sarà alimentato completamente da un impianto fotovoltaico da 27 kW, tanto vero che non è neanche previsto l'allacciamento alla rete gas. Questo impianto alimenterà delle pompe di calore che a loro volta, tramite un apposito impianto a pavimento e un riciclo d'aria, manterranno il riscaldamento d'inverno e il raffrescamento d'estate. Un altro vantaggio legato a questo polo scolastico è il risparmio, perché paradossalmente questa struttura ci consentirà anche un risparmio in termini economici, in quanto attualmente spendiamo circa 15.000 euro all'anno tra riscaldamento e gas e luce, che dopo non ci saranno più, oltre ai numerosi interventi di manutenzione a cui siamo chiamati a far fronte per sopperire alle esigenze delle vecchie strutture. E quindi questo è una cosa che ci fa particolarmente piacere. Devo aggiungere che un altro aspetto che ci siamo impegnati sotto il punto di vista scolastico è stato il recepimento del tempo pieno. A Palù, essendo un piccolo comune di 1250 abitanti, faticava ad avere il numero minimo di classi per riempire le classi, secondo la normativa attuale. Grazie al tempo pieno abbiamo saputo tirare dal comprensorio nuovi allievi, che garantiscono quindi il numero minimo. Con la nuova struttura sicuramente questo verrà implementato e questo garantirà per i prossimi decenni un servizio importante per la cittadinanza di Palù. L'ultimo intervento riguarda il rifacimento completo del manto stradale di via Belle Donne. Certo, questa è una delle arterie principali del paese, dove abitano un considerevole numero di cittadini. Questa era da tempo in condizioni precarie, verrà completamente risistemata con la sistemazione dei chiusini, gli avvallamenti e quant'altro, e una volta messa in sicurezza verrà rifatto completamente il manto stradale. È un'opera che anche questa avevamo promesso e anche questa è stata realizzata, e di fatto andrà a completare l'asta che porta fino a via Piave compresa, che è un'opera che avevamo già fatto negli scorsi anni, quindi praticamente partendo dal centro cittadino, andando fino alla contrada Casotti, tutto sarà di nuovo sistemazione. Mayday, Mayday, up and shoot, Mayday.